Buongiorno a tutti, sono Quintavalle Tommaso, istruttore WISP. Vi do il benvenuto ad una nuova lezione del progetto La Salute di Casa. Oggi iniziamo con un bel riscaldamento stando in piedi. Come al solito partiamo dalla parte alta del corpo, facciamo qualche movimento con la testa, andiamo a sciogliere la muscolatura del collo facendo delle piccole torsioni, quindi guardando prima da un lato e poi lentamente, tornando indietro con lo sguardo, andiamo a guardare dall'altra parte. Le spalle intanto sono rilassate e cerchiamo di muovere solo la testa. Cambiamo ora il movimento, che sarà prima verso l'alto, quindi con lo sguardo, con la punta del naso andiamo su verso il soffitto e poi al contrario lentamente andiamo a scendere e guardiamo giù verso i piedi. Senza fretta alterniamo questo movimento, magari cercando un po' alla volta di abbassare sempre di più lo sguardo e avvicinare il mento al petto. Concludiamo unendo questi movimenti facendo una circonduzione completa, quindi partendo con lo sguardo verso l'alto, scendiamo lateralmente, facciamo un giro passando con lo sguardo verso il basso e poi risalendo dall'altro lato. Una o due rotazioni in un verso e poi cambiamo il giro. Un po' alla volta cerchiamo di ampliare questo movimento, farlo diventare più grande. E torniamo alla posizione col busto eretto, lo sguardo davanti a noi, e scendendo lungo il corpo iniziamo a muovere le spalle. Lo facciamo con qualche movimento molto semplice, libero, giusto per sgranchire, e poi poco alla volta andiamo a aumentare l'ampiezza di questo movimento avvicinando le mani alle spalle e muovendo i gomiti prima in avanti e verso l'alto e poi giù verso il basso a scendere. Si parte piano come sempre e poco alla volta si cerca di far diventare questo movimento più ampio. Man mano che portiamo i gomiti verso l'alto e andiamo a salire, raggiungeremo un punto un po' più delicato per le spalle, che quindi andremo a esplorare poco alla volta, senza fretta, ma se il corpo ce lo permette, ecco che possiamo far diventare questo movimento bello ampio, spingere i gomiti su verso l'alto e aprire dietro. Rimaniamo sempre su quello che il nostro corpo ci permette di fare. Un ultimo giro e sciogliamo le spalle. Ecco che adesso abbiamo scaldato un po' questa parte del corpo, questa muscolatura. Finiamo di sgranchirci e scendiamo sempre lungo la parte alta del corpo per scaldare la parete addominale e quella dorsale. Lo facciamo come di consueto con qualche torsione del busto, andiamo a ruotare questa volta sia lo sguardo che le spalle da un lato e poi, tornando e ripassando per la posizione frontale, ruotiamo anche dall'altro lato. Durante il movimento possiamo unire la respirazione e quindi andare a buttare fuori l'aria durante la torsione finché giriamo le spalle, l'aria esce e poi inspiriamo, quindi riempiamo di nuovo i polmoni di aria quando torniamo frontali. Respirare ci aiuta sia
a controllare l'esercizio che a pensare il controllo degli addominali. Durante il movimento, infatti, è questa parte, sono i muscoli che stanno qui davanti sull'addome che ci aiutano a fare il movimento. E torno. Mani sui fianchi, andiamo a mobilizzare un po' il bacino, lo facciamo oscillando dolcemente prima da un lato e poi dall'altro. Poco alla volta uniamo al movimento del bacino anche le spalle che accompagnano. Andiamo a prendere un po' di spazio di lato e completiamo poi unendo al movimento destra e sinistra anche un'oscillazione in avanti e indietro del bacino. Ecco che il movimento diventa circolare. Se ci guardassimo dall'alto staremmo disegnando un cerchio attorno ai piedi. Un po' di attenzione in questo movimento quando si passa col bacino in avanti. Le mani sui fianchi sorreggono la parte alta del corpo e evitano che ci dia un po' di fastidio sulla schiena. Possiamo invece tranquillamente sporgerci in avanti con le spalle durante la seconda metà del movimento. Bene, torniamo su, riprendiamo un po' di stabilità. Andiamo a lavorare sull'articolazione sempre del bacino, ma dove si articola con la gamba, per cui punta del piede che appoggia a terra, tallone sollevato, il ginocchio che viene all'esterno. Lo utilizziamo come riferimento, lo andiamo ad allargare e poi a chiudere verso l'interno. Alla volta proviamo a fare un movimento bello ampio, sempre senza sforzare, quindi guadagniamo spazio, sentiamo come si allunga i muscoli della coscia all'interno e quando stiamo andando a chiudere invece nella parte esterna. Appoggio il piede, sgranchisco un pochino e cambio lato. Di nuovo. Sollevo il tallone, la punta resta a contatto col terreno e il ginocchio si allarga da un lato e si chiude dall'altro. Stiamo sempre lavorando con la gamba, ma con l'articolazione che unisce qui il bacino al femore. Ultimi movimenti, sentiamo bene come si allunga la muscolatura, le due posizioni più estreme e torno a sgranchire con qualche passo sul posto. Sempre da questa posizione, quindi sempre facendo un po' attenzione anche all'equilibrio dal momento che ci spostiamo da un piede all'altro. Andiamo a mobilizzare la caviglia e lo facciamo come al solito, sollevando il tallone e facendolo ruotare. Lo portiamo all'esterno, lo abbassiamo e lo riportiamo all'interno sfiorando il pavimento. Un bel movimento circolare con perno sulla punta del piede che resta a terra e la caviglia che si muove. Sciolgo un po', sgranchisco con due passetti sul posto e cambio lato. Di nuovo, punta a terra e il tallone ruota. Va a disegnare, va a fare un movimento circolare. Ecco che abbiamo mobilizzato un po' anche le caviglie.
Andiamo a concludere la mobilità con dei movimenti per i polsi, lo facciamo mettendo una mano dentro l'altra e andando a flettere come di consueto i polsi. Prima una mano, la destra piega la sinistra e poi si scambia il favore. Possiamo aggiungere anche una rotazione, quindi andare a fare un altro movimento sempre circolare, un po' più ampio, ma sempre con una certa attenzione. Possiamo sciogliere le mani, andare a sgranchire e sciogliere proprio anche questa articolazione e passare a degli esercizi di movimento che faremo in piedi. Ci serviranno prima di tutto per completare il riscaldamento e la mobilità della parte inferiore del corpo e anche per aumentare un pochino la nostra temperatura corporea, quindi muovendoci a scaldarci. Si parte sempre in piedi con la sedia laterale, se ce l'abbiamo, in modo da avere sempre dello spazio per poterci muovere avanti e indietro, perché adesso andiamo a compiere dei piccoli passi in avanti per poi tornare indietro e stare sul posto, prima con un piede e poi con l'altro. Avanziamo quindi col piede destro, appoggiamo bene tutta la pianta e poi quando sentiamo il controllo torniamo indietro. Stessa cosa per l'altro lato. Avere una sedia o avere un supporto ci aiuta in questo esercizio nel caso in cui abbiamo poco equilibrio o non ci sentiamo del tutto stabili. Un po' alla volta, senza fretta, possiamo provare a mantenere il ritmo di questo esercizio, quindi non per forza farlo velocemente, ma magari con una velocità costante. E se vogliamo provare, aumentiamo un pochino l'ampiezza del passo per renderlo un pochino più efficace. L'importante, come sempre, è riuscire a farlo in equilibrio, riuscire a farlo in sicurezza. Se aumento troppo l'ampiezza del passo e sento che non sono più ben stabile, non controllo il movimento, allora si può ridurre un pochino e continuare. Ok, si torna in posizione e adesso lo stesso esercizio lo andiamo a fare con uno spostamento laterale, per cui allarghiamo prima da un lato per poi tornare in posizione e allarghiamo dall'altro lato. Come sempre cerchiamo la stabilità, cerchiamo il controllo, per cui quando vado ad allargarmi, ad allargare un piede, cerco soprattutto la stabilità, cerco il contatto con il terreno e poi torno in posizione. Stessa cosa dall'altro lato, cerco di appoggiare bene la pianta, cerco di avere il controllo del movimento e a questo punto torno indietro. Come prima cerchiamo di mantenere un ritmo, non per forza veloce, e cerchiamo di fare un movimento ampio, ma che ci consenta di controllare bene il corpo. Proprio come prima possiamo aumentare un pochino il passo, se riusciamo, piegando il ginocchio della gamba che si apre. Se mi muovo a sinistra, piego un pochino il ginocchio sinistro, se mi muovo a destra, piego un pochino il ginocchio destro. Più aumento il passo, più diventa impegnativo l'esercizio, ma anche più difficile da controllare. La zucca. Malgrado il sapore pieno e molto dolce, la zucca è un alimento valido nelle diete ipocaloriche e anche in quelle dei pazienti diabetici, grazie al bassissimo contenuto sia di grassi che di zuccheri. La zucca è fonte di fibre, minerali e vitamine, in particolare le vitamine del gruppo B e il beta-carotene, precursore della vitamina A. E torno.
qualche piccolo passo sul posto, sgranchiamo un po' e proseguiamo sempre muovendo gli arti inferiori in un esercizio che richiede ancora più equilibrio, quindi stiamo progredendo anche in una scala di difficoltà. Consiglio sempre di avere un supporto, quindi una sedia, un tavolo, qualcosa per potersi aiutare. In questo esercizio andiamo a sollevare un piede da terra e a portarlo davanti al corpo, per poi riappoggiarlo giù e cambiare lato. Non si tratta di sollevare molto il piede, si tratta semplicemente di staccarlo da terra e portarlo davanti al corpo. La gamba è distesa, non è rigida. Prima di tutto cerchiamo di avere un buon equilibrio e di mantenerlo. In secondo luogo possiamo provare a fare questo esercizio con un ritmo un po' più sostenuto o provare a farlo alzando un pochino di più la gamba. Bene, di nuovo ci sgranchiamo un pochino con qualche passetto sul posto e proseguiamo, questa volta sollevando la gamba ma portando il ginocchio un po' più alto. Non serve avere la gamba distesa, quindi si può semplicemente piegare il ginocchio e poi cambiare lato, come se stessimo facendo una marcia sul posto. Se riusciamo a mantenere un certo ritmo in questo esercizio, alternare anche l'oscillazione delle braccia, come quando camminiamo, ci può aiutare a mantenere l'equilibrio. Che un po' alla volta stiamo aumentando l'intensità, stiamo aumentando la difficoltà nel mantenere l'equilibrio, stiamo aumentando anche la quantità di muscoli che utilizziamo per questo esercizio. Ok, possiamo fermarci e concludere questa prima parte di esercizi in piedi con un movimento della gamba che si distende questa volta non davanti al corpo ma dietro al corpo. Quindi, come sempre, cerchiamo prima di tutto l'equilibrio, cerchiamo la stabilità e poi andiamo a sollevare un piede e distenderlo posteriormente. Prima uno e poi l'altro. Non serve alzarlo tanto, non serve avere la gamba rigida, cerchiamo di mantenerla un po' distesa. Lateralmente, ma forse si vede meglio, cerchiamo di accompagnare il movimento anche con il corpo, per cui mano a mano che il piede si alza posteriormente possiamo scendere un pochino in avanti con il petto per assecondare questo movimento. E torno. Abbiamo attivato bene tutta la parte inferiore del corpo, andiamo a lavorare un pochino più su adesso, mantenendo una posizione eretta e stabile. Adesso che i nostri muscoli sono ben attivati, cerchiamo proprio di rimanere in posizione, ma attivi, quindi con un certo impegno sia della parte inferiore che anche della parete addominale, quindi una bella postura. Andiamo a compiere qualche torsione del busto, utilizzando anche il movimento delle braccia. Un braccio appunto si allontana dal corpo, va in avanti, l'altro invece stando alto si sposta indietro. Prima da un lato e poi cambiamo e andiamo dall'altro. Man mano che una mano si allontana dal corpo e l'altro gomito va dietro, ecco che le spalle girano, ruotano un po'. E così anche il bacino che accompagna il movimento. Non dobbiamo infatti irrigidirci, ma accompagnare un pochino questo movimento con tutto il corpo. Spingere in avanti con un braccio, indietro con l'altro, fa aumentare un pochino di più l'ampiezza di questo esercizio, quindi
andiamo a ruotare bene le spalle, seguendo il movimento anche con lo sguardo, che ruota, che gira insieme al petto. In più aumentiamo un pochino l'impegno delle braccia che devono essere sostenute. E torno. Sgranchisco un po', ecco che stiamo lavorando già con la parte alta, con le spalle. E andiamo a riprendere subito, utilizzando un movimento con entrambe le braccia contemporaneamente, sempre stando in piedi e quindi sempre facendo un po' di attenzione al controllo anche della parete addominale, che non è mai rilassata. Non siamo mai, quando siamo in piedi, diciamo così, in coda al supermercato, ma siamo sempre un po' composti, cercando di mantenere una postura corretta e la schiena un po' dritta, e solleviamo entrambe le braccia contemporaneamente ai lati del corpo. Senza fretta, lentamente arriviamo all'altezza delle spalle, ci fermiamo un momento e poi spostiamo le braccia in avanti per poi scendere giù verso il basso. Torniamo indietro seguendo la direzione opposta, si sale con le braccia davanti al corpo, si arriva all'altezza delle spalle, ci si ferma un secondo e poi si apre, si allargano le braccia e le mani a lato del corpo, per infine scendere. Per ora manteniamo le mani all'altezza delle spalle, non di più, e proviamo a compiere questo esercizio senza fretta, quindi con calma, ma con una certa costanza. Limitiamo le pause al fermarci un secondo con le mani e le braccia all'altezza delle spalle. Ci serve per concentrarci un pochino di più sulla nostra postura e, nel caso in cui ci siamo un po' sbilanciati, riprendere il controllo. Durante tutto l'esercizio, infatti, cerchiamo di mantenere le spalle, se possibile, rilassate, quindi giù, basse. Ok, rilassiamo e sgranchiamo un po' le spalle. Andiamo a sciogliere con qualche movimento libero. E adesso mani sui fianchi, belli stabili sui piedi. Lavoriamo un braccio alla volta, sollevandolo lateralmente al corpo. Questa volta sì, possiamo superare l'altezza della spalla e portare la mano verso l'alto, prima da un lato e poi dall'altro. Ripartiamo, quindi lo ripetiamo più volte con entrambe le braccia, e ogni volta che il braccio sale prova ad andare un pochino più su rispetto a prima. Si parte sollevandolo poco e un po' alla volta cerchiamo di andare a portarlo bene sopra la testa. Continuiamo questo esercizio cercando di raggiungere anche un punto alto sopra la testa questa volta, quindi non solo portare il braccio in alto, ma a un certo punto provare anche a spingere un pochino, come se ci dovessimo allungare verso l'alto, come se stessimo andando a prendere un oggetto che si trova molto in alto, su uno scaffale per esempio. Ancora qualche movimento. Andiamo a spingere in su con la mano e quindi anche con la spalla, allunghiamo bene il fianco e concludiamo questo esercizio con gli ultimi movimenti in cui andiamo con la mano su bene verso l'alto sopra la testa, spingiamo un pochino verso l'alto e poi proviamo anche a inclinarci, quindi a superare la verticale con la mano e piegare un pochino le spalle, oscillare un pochino col bacino. Torno e cambio lato, sollevo bene la mano, vado su verso l'alto, spingo un pochino a raggiungere un oggetto che si trova in alto e poi inclino leggermente le spalle, portando il bacino
lateralmente, sostenendo con la mano che sta sul fianco il peso della parte alta del corpo. Ancora una volta arrivo bene su e poi mi inclino un po' lateralmente. Ultimo movimento, salgo bene e inclino e torno. Sgranchiamo un pochino di nuovo spalle, possiamo muovere anche il collo che abbiamo utilizzato molto. I muscoli del collo e delle spalle lavorano sempre assieme e dobbiamo cercare sempre di alternare gli esercizi per non sovraccaricare e sentire troppa fatica, troppa tensione su questa parte qui alta delle spalle. Riprendiamo una posizione stabile, magari divaricando un pochino i piedi, perché adesso andiamo a lavorare con tutto il corpo e lo facciamo con un movimento prima di una mano poi dell'altra che apre all'esterno verso l'alto e poi chiude all'interno scendendo in diagonale, va a appoggiarsi sul fianco opposto. Risale, mano, il braccio si distende, punta su, a lato verso l'alto e poi torna e va giù in diagonale verso la tasca del lato opposto. Di nuovo si apre, lo sguardo segue, proviamo anche a girare un po' le spalle all'indietro, quindi a aprirci bene, lasciare spazio e poi ruotare abbassando un pochino la spalla, andiamo a avvicinarci al ginocchio opposto e di nuovo apro bene, allargo il petto, prendo spazio e poi giro, chiudo, abbasso un pochino la spalla, mi avvicino di più con la mano al ginocchio. Ancora un movimento, apro bene, vado in su e poi torno indietro, chiudo, piego un po' il ginocchio, abbasso la spalla e se riesco vado a toccare il ginocchio opposto. Ritorno su in posizione verticale e ripeto con l'altro braccio. Inizio con il braccio basso per non sforzare e incrocio scendendo avvicinandomi al fianco opposto e gradualmente come prima guadagno spazio in alto, di lato e poi scendendo e incrociando. Vado prima verso la tasca del lato opposto, poi di nuovo apro con lo sguardo, seguo la mano, vado su verso l'alto, apro un pochino il petto e quando scendo vado a puntare giù con la mano verso il ginocchio, abbasso un pochino la spalla. Un po' alla volta, apro bene quando vado in su e poi cerco di chiudere abbassando un pochino anche la spalla e avvicinandomi al ginocchio del lato opposto. Lo sguardo accompagna il movimento, lo sguardo sale, il petto si apre e poi al contrario lo sguardo scende, va verso i piedi, la spalla scende, accompagna il movimento della mano che va a puntare il ginocchio. Ancora un movimento, apriamo bene anche il petto e poi andiamo a chiudere giù bene, scendiamo con la spalla, pieghiamo il ginocchio opposto e se riusciamo andiamo anche a toccarlo e torno. Abbiamo mosso, attivato bene tutto il corpo, ci sgranchiamo un pochino, andiamo a concludere l'ultima parte di questa lezione con la sedia seduti. La zucca. Malgrado il sapore pieno e molto dolce, la zucca è un alimento valido nelle diete ipocaloriche e anche in quelle dei pazienti diabetici, grazie al bassissimo contenuto sia di grassi che di zuccheri. La zucca è fonte di fibre, minerali e vitamine, in particolare le vitamine del gruppo B e il beta-carotene, precursore della vitamina A. Prendiamo quindi posto, ci sediamo in modo da essere sempre, avere una buona base di appoggio, essere stabili ma mai appoggiati completamente
rilassati sullo schienale. E da questa posizione un ultimo esercizio che coinvolge buona parte del nostro corpo. Si parte sollevando un piede alla volta, innanzitutto sollevando il piede, poi cercando di stenderlo davanti al corpo, e a questo punto allarghiamo un pochino la gamba, allarghiamo un pochino il piede lateralmente, lo andiamo a riappoggiare a terra e torniamo indietro. Di nuovo si solleva, si chiude la gamba davanti al corpo e si riappoggia, prima da un lato poi dall'altro. Ecco che dobbiamo di nuovo distendere la gamba, allargare lateralmente, scendere, appoggiarla vicino alla sedia e poi tornare indietro. Di nuovo ci viene richiesto un po' di impegno da parte della muscolatura delle gambe per distendere la gamba davanti al corpo, e poi un po' di mobilità per allargare di lato, e anche l'uso degli addominali per mantenere la gamba distesa quando non c'è più la sedia che la sostiene. Più allarghiamo il piede lateralmente, più diventa difficile da mantenere la posizione e più diventa impegnativo mantenere la gamba distesa utilizzando gli addominali. Cerchiamo di non essere rigidi, facciamo un esercizio tanto ampio quanto ci permette il nostro corpo, senza esagerare. Per quanto siamo seduti, cerchiamo di accompagnare il movimento non solo con la gamba, ma anche allargando un pochino il bacino e di conseguenza ruotando leggermente le spalle. Ecco che diventa un po' più completo. Per aumentare ancora un po' l'intensità, se volete, potete evitare di appoggiare il piede sul lato esterno, quindi al posto di allargare il piede, appoggiarlo, poi risalire e tornare indietro, potete provare a mantenere la gamba distesa, il piede alto e allargare e poi andare a richiudere da un lato e dall'altro. Apro bene, chiudo, ultimo anche dall'altro lato, sollevo la gamba, apro bene e chiudo. Sciolgo un po', abbiamo lavorato molto adesso con l'articolazione del bacino. Concludiamo la lezione con un piccolo esercizio di allungamento proprio per questa zona del corpo. Andiamo questa volta, aiutandoci con una mano, ad allargare il piede all'esterno della sedia, apriamo bene sull'angolo qui al bacino e, se serve aiutandoci con una mano, spingiamo un pochino il ginocchio indietro. Sentiamo come si porta in allungamento la parte interna della coscia e manteniamo la posizione. Cerchiamo di respirare in modo costante, così da rilassare un po' la muscolatura. E dopo 3 o 4 respirazioni accompagniamo indietro il piede, riappoggiamo davanti al corpo e andiamo a farlo anche dall'altro lato. Allargo bene, cerco una posizione ampia per portare in allungamento l'interno della coscia. Se serve mi aiuto col palmo della mano, spingo un pochino all'esterno, mantengo la posizione respirando con costanza, senza fretta, e così aiuto un po' anche a rilassare il corpo. Di nuovo 3 o 4 respirazioni e poi riportiamo il piede centrale, riprendiamo posto sulla sedia. E con questo esercizio andiamo a concludere la lezione di oggi in formato un po' più breve del solito. Io, come sempre, comunque vi ringrazio e vi do appuntamento a una nuova lezione.